E noi torniamo in onda con questo importante appuntamento, lo speciale Voglia di Festa all'interno di Tutti Amici, dove andiamo a parlare di iniziative importanti, andiamo a parlare proprio delle nostre pro loco del nostro territorio. Oggi diamo il benvenuto, anche in occasione di questi 50 anni di Radio Adige, diamo il benvenuto al consorzio Pro Loco Bassa Veronese. Con noi abbiamo Maria Teresa, la presidente, e Giovanna, segretario, e da sempre presente in questa bellissima realtà. Benvenute. Grazie a voi per l'accoglienza. Grazie, io mi permetto di darvi del tu. Io ho chiesto subito e grazie per questo. Siamo grazie. Sempre giovani. Questo è certo. Intanto, come state? Domanda molto semplice. Benissimo. Benissimo. Rispondiamo all'unisono. Siamo benissimo. Benissimo, contenti di essere qui. Grazie. Contenti di salutare tutti quelli che ci ascoltano e forse ci guardano. Ma non lo so. E grazie ancora a voi di questa incontro speciale. Beh, allora, avrei una domanda, ma non so se farvela. Ma così ve la faccio. Quante cose fate? Perché io ho visto qua veramente tantissimo. Oggi noi abbiamo 10 minuti per stare insieme, però in primis io ve lo dico già, prolocobassaveronese.it trovate di tutto, ma neanche tutto, perché ho scoperto oggi delle cose che non sapevo, a partire intanto tutto dalla vostra sede. Sì, abbiamo una sede bellissima, sì. E sono 12 anni di attività e più, ma alle spalle abbiamo un'attività di volontariato molto giusto. vecchia. Sottolineiamo, è volontariato, quello vero. Sì, quello persone vero. Che dedicano con passione la propria vita di tutti i giorni, perché noi appunto intercettiamo i bisogni di una realtà per poi dare anche una risposta a quelle che sono le attese delle singole attività territoriali dei nostri 15 paesi. Ecco. Sottolineo, abbiamo 15 paesi da tenere in collegamento, quindi bravi. Com'è unirli tutti? Quanto è poco facile, ma quanto è stimolante? È stimolante parecchio, ci permette anche di conoscere delle realtà che sono sempre in movimento, quindi non sono statiche, e noi giriamo parecchio, non solo fra le feste, ma anche abbiamo rapporti con le istituzioni e con le altre associazioni, quindi siamo vive. Infatti è molto importante tenere i contatti con altre realtà che operano sia nello stesso ambito, ma anche in questioni di tipo più che altro magari sociale, oppure di tipo sociosanitario, cercare di essere uniti perché se si fa rete si riesce anche a valorizzare un territorio, e poi insieme anche dagli altri si impara. Prima, quando parlavi di volontariato, volevo inserire una piccola cosa, cioè non è solo quello che appare, non è solo l'evento in sé, ma è tutto quello che c'è dietro, è tutto quello che quotidianamente, io parlo perché essendo anche la segretaria, tutti gli adempimenti che comunque un'associazione ha e le responsabilità che ci sono, che poi quindi oggi il tempo è anche davanti al computer, è cercare col telefono di risolvere le cose, tanto non è solo il bello, e soprattutto il dietro. Allora io poi qua ho visto siamo come un'agenzia praticamente, agenzia quasi turistica. Maria Teresa, voi avete fatto davvero tanti progetti, adesso ripeto, citarli tutti è impossibile, però vedo qua in cartaceo, in formato fisico, una, passami il termine, raccolta, chiamiamolo libro, perché è riduttivo. Facciamolo vedere in camera, fallo pure vedere, eccoci qua. Alziamo un pochino, cosa vediamo qua? Che cosa abbiamo? Qui abbiamo la storia del nostro consorzio. Ma volete mettere? Una storia che abbiamo raccolto con l'aiuto di tutte 15 logicamente nostre associate, ma anche col lavoro volontario di tre storici che abbiamo all'interno del consorzio, e sono una ricchezza perché mettono a nostra disposizione la loro esperienza, proprio fatta sul territorio. Sembra una cosa magari così bella, piacevole, però ma vi rendete conto fra X anni, quando voi avete già capito dove voglio arrivare? Lo scopo era proprio quello di lasciare una testimonianza alle future generazioni, e anche per invogliare i giovani ad appassionarsi a una realtà e soprattutto a una ricerca che abbiamo fatto noi delle tradizioni non solo orali, ma anche delle varie esperienze che ogni singola proloco ha raccolto nel tempo. Ma anche perché è vero che si troveranno questa bellissima raccolta, libro, storia, chiamiamola un po' come abbiamo piacere chiamarla, però alla fine avete messo Maria Teresa, Giovanna e tutte le persone che l'hanno pensata, perché trovarsi
una cosa così prestigiosa con tutte le storie, le nascite, sì. i racconti, è prezioso, quindi brave per questo. Certo, e poi Prego, allora, Giovanna, sempre un discorso di Proloco di Certo. Umpli, si parla di patrimonio immobiliare, Ecco, immateriale, parliamone. scusa, Parliamone. Allora, cioè noi oltre a queste attività come consorzio, da quando siamo partiti abbiamo ben 10 libri che raccontano il territorio. Wow. Ma sono dei veramente, si chiamano signori libri. Con tematiche appropriate, Certo. che spaziano vero, dalle tradizioni, dalle leggende che noi mettiamo in cantiere, in opera, anche con rappresentazioni teatrali fatte dai singoli soci. Che bello. Nel mese di novembre, che è il mese dedicato agli spettacoli di mistero, un progetto della Regione Veneto che poi è affidato alle singole Proloco regionali per mettere appunto in Certo. diffusione, per farle conoscere. Quindi progetti importanti. Progetti importanti. Io E ci mettiamo in gioco, cioè i soci Proloco fanno loro gli attori, proprio. loro proprio Che vanno a bello. raccogliere e si entusiasmano Vi di divertite, questo. Ecco. vi divertite, Sì, ma è giusto, sì. è Poi giusto. con la Questo è vero. leggenda famosa della Barbantana abbiamo una Proloco, per esempio quella di Roverchiara, che sono anni che si dedicano Certo. alla ricerca e mettere in atto proprio la leggenda di Bertoldo. Certo, Ogni anno certo. la cambiano, la motivano. È un motivo in più Sì, per sì. andare Per avvicinarsi Esatto. alla nostra pianura. È un mondo veronese. insomma pieno, sempre in fermento. Maria Teresa, allora vorrei parlare adesso anche curiosità. Avevi tra le mani una cosa molto importante. Parliamo di un sentiero della mobilità. Il sentiero della mobilità sostenibile. Oh, è un raccontaci. progetto che abbiamo fatto in collaborazione con l'associazione Gabbia No, Sì. che è un'associazione che sostiene le persone con disabilità, e questi 4 percorsi li abbiamo chiuso quest'anno, il quarto, Sì. e si svolgono nelle aree naturalistiche della nostra pianura veronese, proprio per dare la possibilità a chi è momentaneamente in difficoltà motoria o persone che sono Difficoltà, disabili, certo. e hanno la possibilità di visitare anche loro questi bellissimi posti. Che bello. E spaziano appunto dal comune di Bovolone con la Valle del Menago, al Ciarea con le Vallette, a Legnago abbiamo il percorso della Verbena, e quest'anno abbiamo aggiunto il percorso naturalistico, il Bosco della Barbantana, Ma lungo che- le rive dell'Adige, Che che bello il comune questo. di Roverchiara ha messo a disposizione. I volontari lo curano, pensa, ogni volta che c'è un evento, perché fanno anche gare con la mountain bike, eccetera. È anche l'impegno. Esatto, e lì c'è una Proloco attiva che si mette in gioco proprio per dare la possibilità di fare questo percorso. Beh, questa è una grande, davvero E una noi, grande. appunto, la nostra attenzione appunto non è solo culturale, Certo. gastronomica con le sagre, per mettere appunto per valorizzare i singoli prodotti tipici che Certo. abbiamo, che spaziano appunto da Sanguinetto con il progetto Deco, che è stato appunto anche ottenuto dalle Rofioi, che è il primo iscritto nell'albo provinciale dei prodotti Oltretutto. Deco, quindi una sagra dedicata a loro, che è quella di settembre. Insomma, ogni comune, ogni paese ha un suo prodotto da valorizzare. Ma difatti io mi chiedo, ma come fai Maria Teresa e Giovanni in questo caso a ricordarvi tutto? Perché siamo è la dentro memoria di noi, vivente. è dentro di noi. Siamo una memoria vivente. E cerchiamo anche di andare nelle scuole, di coinvolgere i ragazzi. Qua volevo arrivare. Allora, io ho visto un'altra cosa molto curiosa e ve la dico come la leggo, poi adesso raccontatemi. No, perché non si può non parlare di questo, cioè voi non potete capire cosa vedo io qua, c'è di tutto. Allora, c'è un libro, una guida, chiamiamola un po', dalle carse ai baffi. E qua allora va bene tutto, ma anche la cucina noi vogliamo parlarne. Sì, questo è stato fatto anni fa, è un progetto sempre Vediamo. con il contributo della Regione Veneto, Sì. perché la Regione Veneto non dà più i contributi a pioggia, logicamente li dà su progetti ben definiti, e noi, grazie appunto ai nostri storici che hanno raccolto le ricette più importanti dei prodotti, e in questo libretto, in questo fascicolo, abbiamo distinti per stagione. Per stagione. Ci sono anche dei proverbi raccolti appunto anche da qualcuno da Dino Coltro, e mettono in risalto i prodotti tipici. Quindi se uno vuole venire nella stagione di primavera nella Bassa Veronese, sa che può mangiare l'asparago, Certo. sa che può mangiare la fragola, e ci sono le ricette adatte. Giovanna, io ti chiedo così, qual è uno dei piatti che preferisci fare? E poi passiamo a Maria Teresa, così lei ha tempo di adesso, pensarci. Posso essere un po' di parte? Ma certo, perché devi. anche nel mio paese Devi. c'è il prodotto
tipico ed è la torta margherita, Oh, che da che piccola la faceva il forno del paese e io dicevo vado a prendere la torta della Norma, Mamma, perché che- si chiamava così che la bello, signora. bellissimo. Ecco, quindi Che bello. è questo, lo faccio. Certo. C'è la ricetta. Certo. Ecco, No, lo no, faccio, certo. c'è la ricetta e insomma ci sta. mi va bene dire quello, Maria dai. Teresa, Non posso parlare che del mio paese, Bonavigo, il paese della fragola, quindi abbiamo la ricetta della torta briciolina. che guarda, facciamo così, proprio e va in onda fra poco, anche- i primi quando di è? maggio. Quando è? Primi di maggio. abbiamo Certo. la festa della fragola. Bonavigo. Guarda, facciamo così, io per far contenti tutti, io le mangio tutte e due. Ecco, Voi parlate portatele. di cose dolci. Ecco. Allora vi ringrazio per essere stato con noi. So che ci sono tante altre cose importanti, a partire proprio dai monumenti ai caduti, anche lì un libro davvero Tutti i molto monumenti importante. che abbiamo targato con delle targhe per 2 anni consecutivi e abbiamo applicate in italiano e in inglese, hanno la Mamma possibilità cliccando sul QR code di conoscere la storia di quel fabbricato, di quella chiesa, di quella villa, eccetera. Certo, beh, c'è davvero un mondo da scoprire. Un mondo tutto da scoprire. Poi grazie anche alle Prego. piste ciclabili, la Treviso Ostiglia, che è appena stata aperta e allargata anche nel nostro consorzio, si sta appunto concludendo verso il confine con la provincia di Mantova. Certo. E siamo fortunati, apriamo veramente le vie al turismo. Venite a Bravi trovarci davvero, nel Basso bravi. Veronese. Bravi tutti. Io vi ringrazio per essere stati oggi con noi. Chiudo Grazie abbiamo mille. 30 secondi, quindi dobbiamo essere un po' veloci. 50 anni di Radio Adige. Avete un ricordo che vi lega alla storia di Radio Adige? Io la C'è. canzoncina che Attenzione. si cantava a scuola con i miei figli. Che bello. L'Adese ride. Qua che bello, bello, Canta e bello. se ne va, lui vuol dare nocciada in bra. Che La bella, conosci era proprio bellissima, tutta. bellissima. Che bello. Pare che l'onda stringendo la città, Tutta. la che dica mai la sasse. Tutta. Allora Bellissima. io faccio l'appello, Brava. ma faccio l'appello al direttore, dobbiamo riprodurla e farla cantare da Maria Teresa e anche da Oddio. Giovanni. Quindi lo Ok. faremo. Bene. Grazie per essere stati con noi. Grazie a voi voi. per l'accoglienza. Tornate a trovarci. Certamente. Quando passo dalle vostre parti io Ci vieni vi a richiamo. trovare, certamente. Così, no, aspetta, non è che vi vengo solo a Vieni a trovare. toccare con mano oppure a Esatto, c'è la Partecipi alle sagre e c'è alle la sagre hai la torta. possibilità di degustare tutti i non nostri solo prodotti. torta, anche il risotto, sai che Tutto. dalle nostre Risotti, parti, il bollito con la pearà, la la polenta. stortina. Adesso studio, Studia, così arrivo studia. preparato. Scegli quello che ti piace Così di arrivo più. preparato. Grazie mille. Grazie a voi, un Andrea. grande piacere Grazie. e sempre così perché è importante per quello che portate. Grazie di cuore. Grazie a Grazie voi. a Maria Teresa e Giovanna per Consorzio Proloco Bassa Veronese. Grazie mille, alla prossima. Sì. Noi continuiamo la giornata, state con noi, proseguiamo, diamo spazio alla musica e a tra poco.